Il Mose si è alzato nella notte. Dopo le 48 ore consecutive del fine settimana, Laguna e Mare Adriatico rimarranno divisi dalla barriera di dighe mobili per circa 3 giorni, sulla base di bollettini meteorologici che prevedono eventi mareografici eccezionali. Venezia è quindi tornata asciutta dopo una giornata in cui oltre alla marea sono cresciute anche le polemiche per quelle 78 paratie lasciate abbassate per un errore di previsione. Da 125 centimetri si è arrivati a 138, abbastanza per provocare migliaia di euro di danni, dicono i commercianti di Piazza San Marco. A Venezia non si parla d'altro. Io dico, se c'è, io sono dell'idea di tirarlo su, sempre. E i soldi, tireremo fuori i soldi, tanto ne mangiano tanti. Per precauzione. Tiratelo su, infatti si è visto. Costa molti soldi a buttarli su e tirarli su. E a un certo momento cerca di non fare quello che dovrebbe fare. Se nell'accordo è che si alzeranno solo dopo il 1,30 m, bisognerà capire se questi si parlano, si dicono. Perché le previsioni poi si sono rivelate sbagliate. Sì, non è la prima volta. Il capo del Provveditorato alle opere pubbliche del Nord-Est, Cinzia Zincone, ha convocato una riunione tecnica per apportare, se necessario, cambiamenti significativi alle procedure di attivazione del Mose. Secondo il prefetto Vittorio Zappalorto, a 120 cm deve sempre scattare la fase di preallerta. Intanto però, con le paratie alzate, il porto di Venezia, ha detto il presidente Pino Musolino, conta 8 navi ferme in rada e 9 in laguna in attesa di uscire. Nelle prossime ore un'altra decina di navi dovranno modificare i propri orari per evitare di rimanere ferme. Intanto, quanto accaduto l'8 dicembre continua a far discutere. Quando l'ufficio Maree parla di un 25, c'è l'incognita vento, che è vento di scirocco, vento di bora, cambia repentinamente. Mi meraviglio di questo dilettantismo. Sentire le sirene che annunciano l'acqua alta ha fatto tornare indietro molti all'incubo del 12 novembre 19. Quella notte, ad esempio, l'edicola di Valtermutti si sollevò dalla fondamenta delle Zattere finendo nel canale della Giudecca. Ero qua che stavo osservando, stavo monitorando l'acqua e stavo cercando di capire. Un po' di paura sicuramente, come tutta la città, come tutti noi commercianti. Proprio le edicole sono le cartine al tornasole dello stato d'animo dei veneziani. Sono sempre arrabbiati, si arrabbiano per sempre. Prima per questione che non valeva la pena e adesso sono arrabbiati perché lo hanno acceso. Secondo me lasciamo stare le spese e però è una grande opera.